Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Buonasera a tutti, bentornati in diretta, prima puntata del giovedì di 131 del 2023, caro Roberto Pinna. Insomma, oggi si torna un po' all'antico, possiamo dirlo. Abbiamo due grandi amici di 131 che, insomma, forse è la terza partecipazione, se non sbaglio, al giovedì di 131, o erro? Appassionato Sfero, no, sono entrambi due veterani della trasmissione, due amici. Ho detto, beh, ci fa tra l'altro piacere anche vederli iniziare il 2023 con dei sardi on the road, e con uno ne parleremo di questo argomento, perché chiunque ci stia seguendo, ragazzi, avete un po' scocciato anche oggi nel pezzo Sardi on the road. C'era un commento, ma Ador Giuci albanese non è sardo? Non ci interessa, non siamo un ufficio anagrafe. Poi glielo chiederemo e ce lo dirà lui, perché gli piace essere in questa lista. Ma sarà una lista di passione che facciamo noi? Ma saranno fatti nostri? Come direbbe qualcuno, chi vogliamo mettere nella lista Sardi on the road? Vabbè, poi oggi glielo chiediamo, polemica, scusa. così iniziale, Esatto. e soprattutto ci fa Esatto. piacere perché sono due giocatori dell'Aprilia, che ringraziamo ovviamente, che ci ha concesso questo bel pomeriggio divertente con noi, ma soprattutto Aprilia guidata da quello che è un amicone di 131 come Marco Mariotti, che in poco tempo sta facendo un vero e proprio miracolo in casa laziale. Insomma, li abbiamo presentati in tutti i modi. Va spoiler, stavolta Alessio Murgia c'ha i capelli normali. Eccolo qua, Alessio Murgia, Ador Giuci, attaccanti, centrocampista, insomma, pilastri, possiamo dire così, dell'Aprilia di Marco Mariotti. Ciao ragazzi, bentornati. Ciao ragazzi. Ciao Francesco, ciao Robby. Ciao ragazzi. Fra, posso Sì. dirti che Murgia è un po' come Masia, cioè bisogna farlo al citofono le interviste. Ti ricordi che Masia era tipo un'intervista al citofono? Murgia Non so se ha il citofono vicino, Alessio, però insomma, la cosa bella, dicevamo prima, ragazzi, per spiegarlo un po' anche a chi ci sta guardando, come siamo entrati nel prediretta, insomma, dietro le quinte, come si suol dire, è sempre stato bello vederli insieme, cioè, anche perché poi io oggi avevo preparato i sottopancia singoli, e invece mi toccherà fare di nuovo, come al solito, uno unico, perché ci hanno fatto lo scherzone di collegarsi insieme, ma soprattutto come state, ragazzi, insomma, perché diciamo prima non ci vediamo da un po', quindi raccontateci un po' prima di entrare nel vivo della trasmissione. Chi inizia? Vai. Vado io. Guarda, bene, a parte che per me è un po' strano, sono qua da poco, vabbè, voi lo sapete, diciamo che per me è una nuova avventura, iniziata ora, mi sto trovando benissimo, quindi dai, sta andando bene, sono solo contento, per ora sono solo contento. Stiamo bene, dai, Ale? stiamo bene. Beh, vedo che stai perdendo anche l'accento, Ale, a furia di stare nel Lazio, si no? sente? Si sente? Sembri campano un po', non lo so. No, romano. Stai a parlare un po' così, a famo così, Sì, un po' alla sì, Mariotti l'intervista. Che tra l'altro vi saluta Vi tanto. saluta il mister. Ci manca il mister, ma poi lo richiameremo in una delle tante puntate tra B, C, D. Il mister può parlare di tutto, anche di Dinamo. Io lo chiamerei per Trick and Roll, mister Marco Mariotti. Secondo me ci sta assolutamente. O anche per 131 motori, i vari programmi. Ragazzi, prima di iniziare a chiacchierare anche della Serie D, del Girone G, di andare a vedere gli ultimi risultati, io ho una domanda per Ador che bisogna fargli, siccome tutti gli chiedono perché vuole essere un sardo on the road. Ador, spiegacelo, perché sei così affezionato alla Sardegna e perché ci tieni ad essere in questa lista di sardi in giro per l'Italia, in giro per il mondo. Allora, la maggior parte delle squadre sono state sarde, quindi partiamo da quel presupposto. Esatto. La ragazza è sarda
e quindi di conseguenza mi sento un mezzo sardo, dai, quindi Sei un è mezzo così. sardo, un Sì, po' ma- Legolas, un po' Gavino, quindi ci sta nella tua vita. C'hai i capelli da Legolas, ma l'animo da Gavino di Orune, Giusto, ci piace Gavino. Da così, San no? Gavino. Da San Gavino, esatto, bravo, bravo, bravo. Bene ragazzi, abbiamo iniziato con gli Ah. argomenti seri, come potete vedere, No, ma però... Robby, mi piace che questa divagazione di Adolf, San Gavino, insomma, dimostra di saperne molto di Sardegna, Perché lei di San Gavino di Ah, geografia, di storia, quasi come se sapesse cosa ci sarà poi nel No, quiz, allora, in giro, ragazzi, per perché... ve lo diciamo già, abbiamo preparato un quiz importante che potrebbe dare la cittadinanza onoraria ad Ador come Sì, ma sardo non a San ufficialmente Gavino. riconosciuto, oppure potrebbe essere tolta definitivamente a Murgia. Ti dico che mi hanno chiamato sindaco e assessore vari di San Gavino, anche quello al turismo, e ho detto toglila perché magari così ne guadagniamo come immagine della città. Ale, poi vediamo, non lo so. Vediamo. Oh, speriamo facili, l'altra volta erano troppo difficili comunque. Sì, ma Adolf- ce n'è ancora, tranquillo, Adolf, fai ce prima n'è, a fare ce n'è. tripletta che a vincere il quiz. te lo No, dico. no, è impossibile. Non lo so, È impossibile, Robby. A parte domenica, l'ultima volta che ha fatto doppietta, io avevo il panno e uso una citazione dotta. Una citazione dotta che sicuramente avrai capito, caro il mio Adolf Giucci. Vabbè, iniziamo a parlare di Serie D, ragazzi. Oltre io farei così Direi. ore con voi a scherzare, perché mi farei un aperitivo volentieri con voi due per chiacchierare di tutto e non solo di pallone, ma iniziamo dai risultati del weekend che hanno visto il ritorno della Serie D in campo partiamo dai due derby sardi pieni di emozioni e anche di sorprese, se vogliamo. L'Ilva Maddalena che cade allo Zichina Moneta, anche se vogliamo una notizia, perché l'Ilva Maddalena, se non sbaglio, è veramente forse la seconda o terza sconfitta in casa, quindi era davvero la squadra di Gardini quasi imbattibile tra le mura amiche, perde 3-4 contro l'Atletico Uri, un pareggio ricco di rimpianti ed emozioni tra Costa Orientale Sarda e l'Arzachena per 1-1, poi Lupa Frascati che cade in casa 3-2 contro il Tivoli, voi la Priglia avete battuto 3-1 l'Angri, una vittoria importante anche in ottica salvezza, vittoria per il Pomezia 3-0 a Cassino, Paganese che ha vinto in casa 1-0 contro la Visardena e sta al momento comandando la classifica di questo girone G, poi Palmese e Portici 2-2, Nola e Casertana, vittoria della Casertana 1-2 in casa del Nola, a chiudere il pari tra Sorrento e Real Monterotondo Scalo. Vediamola anche, caro il mio Francesco Aresu, la classifica di questo girone G della Serie D. No, questo è il turno. Vediamo un po' se riusciamo a Non l'ha recuperare presa, aspetta. la classifica. Eccola qua. La Paganese che comanda, come dicevamo, poi c'è il Sorrento con una gara in meno a 36 punti, Paganese prima a 37, poi Palmese, Cassino, Casertana, Lupa Frascati, Real Monterotondo, Arzachena prima delle Sarde a 25, insegue l'Ilva Maddalena, eccola lì l'Aprilia a 22 che vi siete tirati fuori con un momento importante di condizione, di rendimento sicuramente in classifica, invece chiude il Nola, 15 punti, 16 per l'Atletico Uri, sono 19 per l'altra sarda del COS. Ragazzi, parto subito con dirvi, magari questa è una domanda che posso fare più ad Alessio, che c'è da più tempo in casa Aprilia. Che cosa è successo? Che avete iniziato il campionato in maniera veramente complicata, difficile, sembravate non ingranare, non prendere identità. Nelle ultime 5 partite avete un rendimento da secondo posto e in generale da quando è arrivato Marco Mariotti, che è un vecchio volpone della categoria, sembrate proprio un'altra squadra. Ma sì, inizio col dire che siamo partiti non bene, anzi male, molto male. Poi da quando è arrivato il mister è cambiato praticamente tutto. Anche se siamo partiti magari con 3 sconfitte, ha cambiato completamente l'ambiente, l'umore della squadra, ci ha cambiato anche tatticamente e siamo cresciuti. Abbiamo fatto 7 risultati utili di fila, che non è roba da poco, di cui 5 vittorie e 2 pareggi. Ha cambiato tutto in noi, si vede, dai, in campo siamo completamente un'altra squadra rispetto alle prime giornate, si vede i risultati, si vede, ci ha tirato fuori completamente. Come tornare fuori dopo gli anni a Carbonia, comunque gli anni in cui eri tornato in Sardegna? Tu hai fatto tante esperienze in Italia, però in generale com'è stato rifare un'esperienza fuori dalla Serie di Sarda? Ma Roby, ti dico bene, perché qua si sta davvero bene, non ci fanno mancare nulla perché siamo trattati come giocatori veri, abbiamo delle strutture che penso in Serie C non si trovano, quindi si sta davvero bene, sono sincero.
Mi hanno detto dall'Aprilia che però non ti fanno più guidare i pulmini della squadra, perché quello No, è no. un problema. È un problema che è rimasto, No, no, diciamo, vabbè, nel tempo. Dopo vediamo le ero immagini anche pilota, con... però non ero pilota, Non eri pilota, no, lo so. Quindi nel frattempo vediamo le immagini anche del gol di Ador e tutto quanto. Ador, com'è stato l'impatto? Ovviamente buono a livello di rendimento. Hai trovato tra allenatore, qualche compagno, anche un ambiente familiare? Com'è stato passare da appunto all'Aprilia? Allora, no, ti dico la verità, è stato molto facile. Uno perché conoscevo già il mister, quindi conoscevo gli allenamenti, conoscevo Questo un è un po'. gran gol, scusa se ti interrompo, questo è un gran di gol. punta, di Di punta. puntazza. La voleva mandare fuori perché lui di solito No, mira la volevo all'angolino mandare proprio... del calcio d'angolo, però. Rivediamolo, Però rivediamolo. rivediamolo perché è Il bellissimo. pallone clamoroso, bruttissimo. Guarda qua. Comunque mi stavi dicendo, Ador? No, quello è voluto sto gol comunque. Lo so che è voluto. Subito, ha dubbi, insomma, questo Roberto Pina, dimmi No, tu. dai, Allora. com'è stato l'impatto d'Aprilia? In generale, lo chiedo anche a te, poi mi unisco a un'altra domanda, quella che ti ho fatto. Uscire dalla Sardegna, perché per tanti anni che stavi in Sardegna giocando, quindi anche per te è stato un impatto, un po' lasciare casa, non semplice. Allora, è immagino. stato strano, però da quel punto di vista stavo già in una società comunque fuori dalla Sardegna che era Matera. Però arrivare qua ad Aprilia pensavo fosse un po' più difficile, però avendo Mariotti appunto come allenatore che conoscevo gli allenamenti, che diciamo che sono una delle cose più importanti quando arrivi, conoscere un allenatore e tutto. Poi avevo Alessio che mi ha fatto subito integrare col gruppo e poi c'è il gruppo che è un grande gruppo. Che ti ha fatto integrare con Alessio invece a quel punto. Esatto. No, ma veramente un gruppo, cioè di... È un gruppo giovane, sì, sono tutti bravi ragazzi davvero. ma veramente bravi ragazzi, non tanto per dire, però sono bravissimi ragazzi e poi non renderesti così bene se non c'è coesione. E c'è Certo. stata. Ma è vero che dormite comunque a Gibba per non perdere l'abitudine? Sì, ma dormiamo insieme. Esatto. Cioè voi ormai siete abituati a stare insieme dai tempi di Gibba e quindi vi fate compagnia in queste serate fredde e umide del Lazio, immagino, giusto? Sì, quando sappiamo che c'è la trasmissione noi praticamente ci trasferiamo un attimo a Gibba. Ci sta, anche perché la connessione era tanta roba. No, Ador, visto che l'anno scorso, visto che io ti ho invitato solo per un motivo, ricordarti che ancora mi devi un aperitivo dall'anno scorso, che hai perso la scommessa con me. Esatto, hai visto come fa l'indiano, il buon Ador Giucci. Sei partito forte, doppietta domenica, ce lo mettiamo un obiettivo per questa stagione, non ti chiedo il numero, però un obiettivo con l'Aprilia, dai. Non so, no, che ne so, lo mettiamo. Lo mettiamo, dai, 10. No. Guarda come prende tempo Giucci. Guarda, No, non porta bene sta cosa. No, infatti non porta bene, è vero, c'hai ragione. Però un obiettivo generale con la squadra, dai. Sarà la salvezza, Bravo. E di conseguenza, spero di contribuire al massimo con gol e prestazioni. Questo qui. Quando non mi pongo obiettivi è un po' più facile per me. Sei un uomo senza limiti, così mi piaci, caro Ador Giucci. Sì, vai, Fra. Così, dai. No, la mia curiosità per Alessio Murgia, seriamente, cioè davvero al di là poi dell'impatto di Mariotti, cosa è stato che all'inizio non ha funzionato, secondo te? Ma all'inizio partì dal presupposto che siamo una squadra molto giovane, ok, non è un alibi, ma è la verità. C'erano un paio di ragazzi di cui io ero uno dei più grandi. Quindi già questo la dice lunga, già diciamo questo così, la dice insomma, lunga. no? Esatto. Sì, anche se sei un finto 97, ricordiamolo a tutti. Sei 85 nell'animo, dai. Dentro. No, non ha funzionato. Diciamo che siamo partiti, le prime partite siamo andati ad Angri in un ambiente non facile, sono sincero. Abbiamo perso subito là, poi c'è stata, diciamo, la vittoria con l'Uri all'andata che sembrava avesse messo le cose un po' meglio, ma è stata solo un'illusione. Poi sono state varie sconfitte di cui si è toccato secondo me il fondo con la sconfitta in Sardegna con la Costa Orientale Sarda, e lì ci siamo davvero guardati in faccia perché è stata proprio una disfatta completamente nostra, da parte nostra, e da lì secondo me toccato il fondo si poteva solo risalire. Sì, assolutamente sì. Insomma, poi anche l'ultima partita, appunto, abbiamo visto prima la doppietta di Ador, insomma, questo 3-1 all'Angri, che
insomma, come dicevi tu prima Sì. nella frase precedente, insomma, avete un po' vendicato il KO dell'andata, però ecco, la mia domanda, abbiamo detto appunto l'impatto di Marco Mariotti, tu non l'avevi mai avuto, o sbaglio? Perché Ador sì, ma tu mai no. avuto. Mai avuto, mai Ecco, avuto. com'è? Il mister è bravo, sono sincero, non perché tanto mi stanno ascoltando, domani mi massacro. No, perché poi dopo... Vabbè, ti massacra a prescindere, Mariotti. Ma sì, ma lo fa per farti crescere, insomma. Guarda come è cresciuto bene Ador, d'altronde, scusa. Sì, i capelli sono cresciuti. Beato te, beato te, beato te. Vabbè, non tocchiamo questo aspetto. No, quindi diciamo, come Mariotti allenatore? Il Ale? mister, allora, in campo è una certezza, è molto molto preparato, sia lui che il suo staff sono molto preparati e ha dato un'impronta secondo me, oltre che tattica, molto molto importante anche dal punto di vista caratteriale, ci ha dato proprio diciamo, una sveglia a tutti quanti. È entrato a gamba tesa, che è entrato davvero a gamba tesa, però chissà capire quello che in realtà vuole dire il mister ci sa fare come. Infatti, cioè, non lo devo dire io chi è Marco Mariotti, dai. Certo. Ecco, nel frattempo per Ador ci ricordano dalla regia che insomma Ludovica ti riporta coi piedi per terra, ci dice insomma un amico con le ali, quindi insomma la storia del panno, Ador, dai, quella di prima, la gag del panno di prima. Quale storia col panno? Non mi ricordo. Vabbè, Sta ragazzi. facendo finta di niente, vabbè. Vi dico che dalla settimana prossima verrà tolto Ador Giucci dalla lista dei Esatto. Nel frattempo salutiamo Mauro Azzei, no Mauro, non è la diretta del Cagliari, ma anche Gabriele Carbone. Domani si parlerà del Cagliari, Salutiamo anche Gabriele che ci saluta da Parma e ovviamente ciao Gabriele, un saluto a te. No, io avevo una domanda per entrambi su lo stesso argomento ma su due punti di vista diversi, perché di fatto Ador il campionato, questo girone G, lo stai scoprendo adesso, mentre Ale ci sei o meglio, quello di quest'anno, visto che ci hai giocato per almeno un paio di stagioni negli scorsi anni, ma era un campionato diverso con meno campane. Invece Ale, volevo chiedere a te che impressione ti ha fatto, cioè è un campionato dove il Sorrento per un periodo sembrava potesse ammazzarlo, il girone stile Giuliano l'anno scorso, invece per la fine ha avuto un calo, anche la squadra campane, ora sembra un pochino tutto riaperto, anche se in vetta hanno preso un pochino le distanze, o meglio, un bel po' le distanze rispetto alle altre, quindi che idea ti sei fatto? Ma guarda, rispetto secondo me al campionato dell'anno scorso è completamente diverso, ti dico la verità, anche perché l'anno scorso c'erano il Giuliano e la Torres che già dall'inizio, dalle prime giornate, hanno subito ammazzato il campionato e se ne sono andate via subito. Quindi per quello è molto diverso. Poi se noti c'è pochissima distanza tra l'ultima, diciamo, dei play-out alla prima dei playoff, non c'è tanto distacco, è corta la classifica. Ci sono tante campane che sapete bene che andare a giocare lì non è mai facile. E penso che alla lunga la Paganese staccherà, secondo me. Perché la vedi come la squadra diciamo più forte di tutto il girone? Sì, diciamo che è un po' quello che stanno dicendo tutti, più insomma. pronta, diciamo che secondo me è la più pronta, insieme anche al Sorrento, e sono sincero, io inizio campionato non me l'aspettavo così tanto, però ha dimostrato sul campo che è una buona squadra, una grande squadra anzi. Ador, che differenza hai trovato invece tra il girone là col Matera e questo girone G? Guarda, anche il girone H, posso dire che anche quello è un bel girone. Diciamo che forse a livello più di... è come incontrare sempre le squadre campane, diciamo. Ogni volta è forse a livello di tifoserie, però a livello di qualità il girone G non ha niente da invidiare a nessuno. Cioè, le squadre forti ci sono anche qua. Questo girone mi sembra un po' più equilibrato, diciamo. Ok, c'è un livellamento maggiore rispetto delle caratteristiche delle varie squadre. Allora, invece da fuori, le squadre sarde che impressione ti hanno fatto? C'è un Arzachena che ambiva magari a stare qualche punticino più su, deve ritrovarsi. Il Koski è una grande squadra, però non sta girando magari come potrebbe. Poi vabbè, c'è l'Uri che deve salvarsi e l'Ilva Maddalena che per essere una sorpresa assoluta. Vabbè, l'Ilva sì è una sorpresa assoluta, inizio campionato penso nessuno se l'aspettasse.
Poi l'Arzachena, diciamo... Non lo so, non l'abbiamo chiesto a Bonu, che uno, tra l'altro facciamo gli auguri, visto che è il Gli auguri di compleanno. oggi, È vero, esatto, è vero, sì, sì, sì. compleanno. Prima era qualche giorno fa, se non sbaglio, forse ieri era il compleanno di Demo, di Andrea De Sì. Monti, su un altro amico di 131, facciamo gli auguri anche a lui, visto che ci siamo. Forse Bono l'avrebbe predetto dell'Ilva, ma l'unico al mondo. penso. L'unico, è lui, è così. Comunque, stavo Comunque, dicendo, l'Arzachena è la squadra, diciamo, che all'inizio ha puntato, ha dichiarato proprio che voleva vincere il campionato. Ha perso un po' di punti, diciamo, al girone d'andata, però è la squadra, secondo me, delle sarde più pronta a stare lì su. Il Costa Orientale Sarda a nomi è una squadra davvero molto importante, perché Piredda, De Montis, Moi sono giocatori davvero importanti. Poi Luri secondo me se la giocherà fino alla fine come ha fatto lo scorso campionato, e nulla. Però che gara ti aspetti con Luri proprio il prossimo turno? Sarà una gara molto molto complicata perché sappiamo loro che in casa comunque andare a giocare in Sardegna non è facile. Una battaglia. Sarà una battaglia dal primo minuto. Si prenderà tanti colpi il buon Ador Giucci, che però almeno Esatto. si consolerà perché si piazza il weekend in Sardegna, se la fatta anticipare la partita appositamente. Esatto, è una richiesta di Ador Giucci, infatti l'anticipo, va Sì, ricordato. sì, questo, insomma. sabato libero, capito? Esatto, va a mangiare la fine il buon Ador con compagna al seguito. No, Ador, una curiosità. Scusa, aspetta, Vai. per il discorso dell'Uri, cioè, attenzione perché l'Uri ammazza sarde, perché vero, ha fatto è vero. 3 vittorie tutte con le sarde, e voi siete delle altre Mezzo squadre sardi. insieme al Real Monterotondo, dove ci sono Tony Gianni e Daniele Cannas, siete un'altra squadra in qualche modo sarda, quindi attenzione che magari proprio con voi non inizi a fare punti in casa, anzi a vincere in casa, perché manca la vittoria in casa, giusto per... Guarda, sì, è vero. No, stiamo cercando di prepararla bene, sappiamo le difficoltà che incontreremo perché veramente sappiamo che comunque è un campo sempre tosto a Uri, poi anche lì hanno una tifoseria importante, vengono da una vittoria importante, hanno preso un po' di fiducia e poi il girone di ritorno è tutta un'altra cosa, quando è piuttosto incontrare le squadre che stanno sotto di te che quelle che stanno sopra, diciamo, tra virgolette. Quindi... Ma quanto è maturato questo ragazzo, ragazzi? Che soddisfazioni gli dà Ce le ha Ador scritte, Giucci? Robby, Ce li ha scritti, è troppo bravo. Cioè, ormai sta migliorando, è pronto secondo me. Cioè, ormai fuori dal campo questi sono i segnali della maturità per Ador Giuci. te lo dico. Sì, un po' sotteso, Sì, ma c'è la pallina quella antistress nell'altra mano? No, Ador, io ho una curiosità. Fai ancora il miele? Sì, sì. Sì, e quando ti trasferisci in Sardegna, perché non apri un qualcosa tipo Samarigosa, la chiami in stile Ador Giuci, qualche conserva, qualche miele? Giuci, Non è male come idea, Vero? sì. Si potrebbe pensare solo che è difficile, cioè servirebbero più persone, cioè, vuoi venire a lavorare? Sì, io ti faccio il marketing, Saggiucciosa la chiamiamo, che è un nome anche piacevole. Che cosa brutta. Che cosa brutta. Vabbè, va detto anche che però Ador Giuci c'ha un nuovo soprannome, no, Robby? È vero, ha un nuovo soprannome. Questo ce lo dicono direttamente dai principali imbianchini di Aprilia. Non so se riusciamo a vedere anche la foto. Ce l'abbiamo, perché aspetta un secondo, ce l'abbiamo. È lui il Pintor. È esatto, il Pintor. È il Pintor che è un po' albanese, un po' sardo, però con un soprannome così noi ti abbiamo immaginato. Non so Poi se guarda più che grande... faccia seria, ragazzi. Cioè, guarda la faccia seria di Ador Giuci, ragazzi. Non so se è più una grande parete o un grande pennello, però gli sta davvero bene il Pintor Ador Giuci. Comunque Ale, questa te la mando così la puoi stampare negli spogliatoi, la attacchi per gli spogliatoi così puoi giocare a freccette eventualmente, insomma. Ador, invece per te faccio proprio il poster, anzi il cartonato in grandezza naturale. Sappi che me l'ha chiesto anche il direttore Colombino, non ho capito per quale motivo, però insomma... Incredibile. Fra, questo è il primo giorno che è arrivato ad aprile, hai visto la faccia che aveva? Esatto, una gioia incredibile. L'immagine della gioia proprio Ador Giuci. Perché mesi di sassi di Matera l'hanno comunque forgiato l'uomo. No, insomma, dici un po' come la Matera, però, scusa, aspetta, Ador, cioè, parliamo di una cosa seria. Matera ti è piaciuta come città?
Ah no, come città... Come città sì, il campo non l'ha visto. Ha girato più la città che il campo, effettivamente. Insomma. No, lui lo girava al campo, ma glielo chiudevano, quindi non riusciva proprio a entrare, capite? Però è una delle città non più è belle vero. d'Italia, assolutamente. Una delle città più belle d'Italia, ammettilo. Sì, diciamo che poi nel 2019 è stata eletta come città... Capitale della Capitale della cultura. Sì. cultura. Sì. No, bellissima Matera. Infatti sono stato bene, però con l'arrivo del nuovo allenatore, diciamo, non rientravo più nei piani, quindi io dovevo cambiare aria. Cioè, la città è tutto bello, però poi se non... Tutto bello, però magari io giocherei anche a pallone, diciamo così. No, ma infatti voi adesso non lo sapete perché non conoscete abbastanza bene Ador. Lui negli ultimi mesi si è messo a fare delle Airbnb experience, accompagnava i turisti per i sassi di Matera. Sì, ma infatti tra l'altro ce ne sono tanti. Bello. Quante lingue parli, Ador? Allora, ne so 4, adesso sto studiando per... No, sto scherzando. No, male l'albanese e l'italiano ti arrangi, diciamo. Dai. Un po' il sassarese, ma le parolacce sono in sassarese. Quindi... Beh, quella comunque è la base, ci sta. Sì, ci sta. Rivediamola, quanto è bella questa foto. Io la lascerei così proprio mentre parliamo. Schermo, guarda così. E nel frattempo sotto parliamo, potrebbe essere un'idea. Quanto vi è mancato giovedì, ragazzi? Dove praticamente ci sono 3 domande di campionato. No, però è bello venire a giovedì. 26 minuti di assoluto nulla, praticamente, ma è arrivato il momento più atteso da tutte le massaie d'Italia, massai, anche maschi. Il gremio dei massai, massai, anche in tutta Italia, esatto. Ovvero il quiz, ragazzi, insomma, sappiate, come vi ho detto prima, Roberto Pina ha preparato un quiz bello simpatico sull'Etruria, non è vero, ovviamente sulla Sardegna. Quindi vi lascio alle sue grinfie, come sempre. Nel frattempo salutiamo Arrigo. Arrigo, ci manchi anche tu, ci vediamo domenica, speriamo di vederci sabato perché vuol dire che ci vediamo per la gara del Cagliari. Non so cosa ci vuoi portare, caro Arrigo, questa volta anche solo un abbraccio sarebbe gradito. Ragazzi, torno da voi perché come dicevo... abbraccio o pizze? Perché io ti conosco, non è solo l'abbraccio così per dire, però in realtà... Ma le pizze le abbiamo già avute, non so cosa c'è altro di altro, saltini, panade, appunto. Una panadina quiz. prepartita, Esatto. ci sta. Ragazzi, voi non potete capire, Arrigo è uno dei nostri fan numero 1 che ci porta sempre dei dolcini, delle pizzettine prima della partita, numero 1 amico di 131. Ma detto questo, il quiz di oggi è a tema ovviamente Sardegna, perché è un quiz che è stato pensato per dare la cittadinanza onoraria ad Ador Giucci oppure per toglierla al buon Murgia. Ci sta così. Io inizierei... Quante domande sono? Sono 6, 3 a testa, quindi si può finire anche in pareggio, in quel caso vale per tutti e 2, tranci, non so cosa siano, Arrigo, ma vanno bene, basta che si magna. Io rispondo ovviamente a chi commenta. Salutiamo anche Andrea Ferrari che sta commentando nella nostra diretta. Sono 3 domande a testa, se pareggiate, abbiamo detto ovviamente entrambi, questa cittadinanza onoraria sarda non la togliamo al buon Murgia, nonostante i capelli sfoggiati a Carbonia. Inizierei proprio con il buon Murgia. Allora Ale, vai, tu la sai proprio a manetta. Quanti abitanti ha la Sardegna? Ovviamente circa, abbiamo fatto un po' alla sarda i calcoli. 1,5 milioni, 2 milioni o 1 milione? A, B o C? A. Grande, 1-0, questa sei freddo. Questa però era facile, Ora Ador, se fai polemica la perdi adesso. No, questa era facile perché io comparavo sempre la Sardegna con la Sicilia. La Sicilia ne ha tipo 4-5 milioni e invece la Sardegna ne ha 1,5 perché ha la densità di popolazione più bassa. C'ha tutto scritto, Robby. Vabbè, Ador, non è che adesso ti sei preparato 100 temi e senza rispondere alle domande mi vuoi far vedere quanto hai studiato. Cioè, comunque non è voto, devi rispondere in maniera corretta alla domanda. La domanda in questo caso è: quanto è lunga la Sardegna? Cioè, dal punto più a nord al punto più a sud, a livello ovviamente in linea d'aria. A, 480 km, B, 100 km, C, 270? Se ragioni è facile. Questa è facile, cioè questa è A, per forza. Bravo, infatti hai sbagliato perché 270 km. 480 km sono 2 volte la Sardegna, caro il mio Ador Giucci, poco meno, diciamo, di 2 volte la Sardegna. Vedi quando fai le polemiche? Poi resti a 0, quello succede. Tu, ricordati sempre, è come il gol che hai fatto domenica, Ador, rispondendo alle domande. Mira a quella sbagliata che la prendi. Cioè tu punta a quella che secondo te non è
e poi così la prendi. È come la bandierina del calcio d'angolo. No, io il Tu portiere mira ho sempre mirato. la bandierina. Ho mirato al portiere, infatti. E mira, bravo, vedi. Comunque mira a qualcosa di sbagliato. Allora, caro il mio Murgia, in Sardegna ci fu uno dei centri abitati più antichi d'Europa. Quale? Carbonia, Sulchi o Tarros? A, B o C? C. Purtroppo no, caro il mio peccato. Murgia, perché questa era un po' a trabocchetto, e Sulchi è una delle città, si presume, più antiche d'Europa, ovviamente non abitate Questa da era parecchio difficile, tempo. però. Sì, abitata già da circa 1000-2000 anni avanti Cristo, non c'erano questa reperti era difficile. archeologici così datati, però comunque sia, Tarros arriva molto dopo. Caro il mio Ador Giucci, quante isole e isolotti ha la Sardegna? A, 227, B, 134, C, 312. Pensaci bene, eh. Io questa non me la puoi sbagliare, cioè, questa è una domanda da Ador Giucci, tu che sei un uomo di scoglio. Sì, L'uomo dei tramonti. tramonti, cosa, Scegli una via di mezzo, scegli una via di mezzo, che ne so. Questa, sì, è A, questa è A. Secondo me sì, 1-1, bravo, è A. Ah. Hai scelto una via di mezzo, bravo, ogni tanto mi ascolti, meno male, dai. No, ci sta, perfetto. No, vabbè, no, non l'ho aiutato così tanto. Allora, Ale, domanda di nuovo per te. Questa è un po' a trabocchetto la domanda, vediamo se la indovini. Ma anche quella di prima. Non ti aiuto mai. Allora, la Sardegna ha avuto diversi presidenti della Repubblica, ok? Quanti sono, se consideriamo quelli sardi e quelli di origine sarda, un po' in stile Ador Giucci, che questa domanda è proprio per Ador. 1, 3 o 2, scusami. A, B o C? Questa tu la sai perché sei un fine tu hai studiato sì. politica, scherzi. hai fatto scherzi. Quante volte sei stata a Bruxelles? Ma 3 o 4 volte. 3 o 4 volte? Mi ricordavo infatti qualche collegamento Questa anche da lì. è C. C2? Sarebbe stata giusta se non avessimo considerato le origini, ovvero solo Segni e Cossiga. Ma io non le ho considerate. Ma noi ti abbiamo piazzato anche il buon Saragat, originario di padre di San Luri, e quindi sono 3, ed era la B. Attenzione, perché ragazzi, se il mitico Ador Giucci, concentrati per favore, mi azzecca questa, sì, a tutti gli effetti un sardo on the road, e la gente deve stare proprio muta in ogni volta che uscirà la prossima classifica dei sardi on the road. Qual è il paese più in alto della Sardegna? A, Gavoi, B, Fonni, C, Nuoro. No. Allora, aspetta un attimo. A Fonni, aspetta, non ho risposto. A Fonni si va perché c'è la neve, no? C'è il mare, frate, c'è il mare. C'è la neve a Fonni. Però Non lo so, io ti ho già aiutato abbastanza. Cioè, non è che... Infatti non è Fonni. Gavoi non mi piace il nome. Allora, se mi sbagli questa, ti giuro non basta, ti parlo non più. puoi aiutare però, Robby. Ma guarda, secondo me è Nuoro. Già che me lo pronunci così ti toglierei la cittadinanza. È Nuoro, si dice. E comunque io Nuoro te lo voglio togliere. Gavoi o Fonni la risposta giusta? E quindi c'è Gavoi e Fonni, per me è Fonni. Bravo, infatti è Fonni, bravo, hai vinto. Non so come sei riuscito senza neanche un aiuto da casa, però ti sei preso sta cittadinanza onoraria che ti avrei strappato all'istante per Nuoro. Mamma mia, l'ha presa solamente per strappargliela a noi, cioè, la verità è questa. Dopo che dici Nuoro, tra l'altro, cavolo, Ador, cioè veramente, guarda, una cosa che non fa. Vi salutano comunque dal Beccaria Alessio Murgia e Capitano Ador. Vi ricordate, insomma, la scuola di Carbonia con cui abbiamo fatto il progetto l'anno scorso, Certo, no? certo. Quindi vi salutano i ragazzi di Carbonia e il professor Carlo Di. Ti è caduto il microfono, però è sempre il professor Carlo Di Bella, è sempre lui che vi saluta. Saluta ragazzi. Un abbraccio. Sì. Cosa vi manca in assoluto di più della Sardegna, a uno e all'altro? Ador, non vale rispondere in maniera volgare, te lo dico. Come hai detto, Robby? Vabbè, se vuoi leggere e non ascoltarmi possiamo chiuderla qua la diretta. Perché c'è scritto, viste le risposte, ricordo che abbiamo i corsi serali aperti, dice Carlo Di Bella, quindi magari può essere utile ai ragazzi. Dicevo, cosa vi manca di più? Abbiamo una news che non ve l'aspettate. Dimmela. Noi adesso diciamo ci siamo promessi che studieremo anche, quindi promettiamo Sì? Sì. Ma voi Mi ha siete fatto tutti e due paura questa diplomati, cosa. laureati? Questa cosa mi ha fatto Io paura. Diplomato, dobbiamo fare qualcosa. Dove siete diplomati, ragazzi? Io alla ragioneria. Io geometra.
Sì, c'hai proprio la faccia da geometra, tra l'altro, non so perché, però e cosa vorreste fare? Buttiamoci in un'università, cosa scegliamo, ragazzi? Vabbè, Murgia niente. Guarda che faccia da geometra, ragazzi. Guarda che Eccolo faccia. lì. Questa è la tipica faccia da geometra, proprio tipica. No, allora, a parte gli scherzi, seriamente, scegliamo un'università. Ma a me piace l'economia. Economia? Cioè, c'hai proprio i numeri, stare là... Sì. Non ci hai mai preso una scommessa come sui numeri, però magari sui banchi magari la prendi. Non Ma so. sui numeri è bravo. No, ma a parte tutto, dai, la cosa che prima di chiudere, la cosa che vi manca di più della Sardegna, uno e l'altro. Partiamo da Ale. Ador, come ho detto, non valgono risposte volgari. Vabbè, a me ovviamente la famiglia, gli amici, casa, dai, per me è casa. Quindi... Pensavo Bonu, anche Bonu poteva Anche essere. Ador? Allora, a me il tipo di persone è il mare col tramonto, Questa era bello. troppo facile. No? Mamma mia, guarda come si rigira proprio per essere così sempre amato. Poi la risposta più bella è il tipo di persone. Cioè, Infatti capito? pensavo il tipo la macchina, perché lui c'ha una tipo a È Sassari. una risposta veramente artistica, Ador, sei il migliore, veramente in assoluto. È il Pintor, ricordiamolo. Insomma, adesso promessa. Allora, Ador, promessa. Se Sfida Vai. allora, all'Uri l'anno scorso erano contenti di avere Alto Laghirre, attaccante argentino, sudamericano vero, si ritroveranno contro domenica al Ninetto Martinez, che anche un po' sa di sudamericano, e il Pintor, che hai visto il calcio che giri a volte che fa, caro Ado? È il Pintor. Tu dici che se dovessi per sbaglio fare gol, devo un'esultanza tipo... Bravo, dai una spennellata, così, un attacco di pennellessa vicino alla esatto, bandierina. così ci sta una, oppure se a fine stagione arrivi alla doppia cifra, ti stampi la maglietta celebrativa e il Pintore, come fai l'ultimo gol, te la sollevi, ti prendi un giallo, però il giallo che merita, capito? Vabbè, ma se Allora, sono contento, posso fare tutto. Ti mandiamo, guarda Ador, ti mandiamo il, come si dice, l'immagine da stampare, quindi con 130, il logo di 131 e il Pintor, la tua faccia così, tu esulti, ti togli cioè metti la maglietta tipo Ravanelli, poi togli e inizi a dipingere il palo, tipo una cosa del genere, va bene? Siamo d'accordo? Ok. Tu fregatene, non è che ti facciamo entrare con la pennellessa, il secchio e tutto, insomma. Ma non ci può, entrare con non credo, insomma, poi magari l'arbitro te lo concede pure, però. Va bene? Siamo d'accordo? Per la doppia cifra si esulta così. Sì, ma okay? facciamo qualcosa anche per lui, no? Non solo per me, cioè anche lui deve... No, Alessio si deve fare i capelli fucsia, ma avevamo già detto questo dall'anno scorso. In doppia caso... cifra adesso, capelli fucsia. Esatto, sì, questo è ma già dall'anno scorso. Va bene anche 5 gol e 5 assist. Anche se faccio doppia cifra con gol e assist di Fucsia. Basta. Qua ha già più paura però, Alessio sta iniziando... Sì, anche perché forse c'è vicino. Sta iniziando a temere. Va bene ragazzi, grazie come al solito per questa bella ospitata, ci siamo divertiti, immaginiamo e speriamo che siate divertiti anche voi. Ci vediamo... Abbracciateci purtroppo... Abbracciateci fortissimo il mister Mariotti che ci manca. Esatto. No, me l'ha detto anche oggi, ha detto salutatemi Mi tanto. saluta tanto. Infatti invitatelo qualche volta, magari tranquillo che lo inviteremo, non ti preoccupare, assolutamente sì, è sempre un piacere avere mister Mariotti. Ragazzi, ripeto, non ci vedremo sabato perché noi saremo a Cagliari, però insomma comunque ci sarà modo a breve di rincontrarci in campo, quindi grazie di essere stati con noi, a presto. Grazie a voi. È stato un piacere veramente ritrovarvi. E grazie anche a Aprilia. Ovviamente ci sarà Andrea Olmeo sabato per noi, quindi insomma potete picchiarlo, se volete. Esatto, dipingerlo. Allora, nel caso puoi dipingere. Con lui puoi portarti anche la tinta, vedi, cioè anche non la lasci fuori dagli spogliatoi, così nel caso, insomma. Ci sta. Tanto gradisce, Andrea gradisce. Va bene. Grazie ragazzi, a presto. Grazie davvero ad Ador Giucci e Alessio Murgia. Roby, siamo in chiusura, siamo quasi a 40 minuti, per cui andiamo a vedere il prossimo turno di campionato. Basta, a te. poi non ne seguiamo più, siamo stanchi. Esatto, basta. Dopo questa puntata epica. Chiudiamo alla seconda giornata di ritorno, già chiudiamo il girone G. No, a parte gli scherzi, giornata importante, soprattutto per le ambizioni sia di salvezza ma anche di playoff delle squadre sarde. Si parte con Atletico Uri Aprilia, anticipo del sabato, poi Arzachena Paganese
Qui l'Arzacchene è chiamata a dare una risposta. È in un periodo molto complicato, la squadra di Nappi si è vista però una reazione nell'ultima gara contro la COS, e ora è chiamato alla prova del 9, la squadra smeraldina contro la Paganese. Poi trasferta difficilissima per l'Ilva Maddalena, che va in casa della Casertana, trasferta complicata anche per la COS contro il Pomezia. L'andata fu forse una delle partite peggiori in generale, La no? più brutta. La più brutta in assoluto. Possiamo dirlo, la più brutta. Sì, di questa avventura nata appena qualche mese fa per la Costa Orientale Sarda in Serie D. Poi Portici Sorrento, Real Monterotondo, Lupa Frascati, Tivoli Cassino, Angri Palmese. Angri diciamo i Portici protagoniste di un recupero non semplice, definiamolo così, con diversi strascichi, partita sospesa, avrete letto sicuramente, con dei problemi negli spogliatoi, tifosi entrati, insomma una situazione non bella che non vorremmo mai raccontare e vivere. E poi alla fine, a chiudere la giornata, Visartena contro Nola. Sì, esattamente. Vabbè ragazzi, noi con giovedì torneremo settimana prossima con, insomma, speriamo qualcosa di innovativo e di simpatico da proporvi. Intanto però, insomma, questo fine settimana, appunto, come ha detto Roberto, 4 partite belle vivaci e vibranti, a iniziare già da sabato, appunto, con la sfida tra l'Atletico Uri e l'Aprilia dei nostri amici Mariotti, Giucci e Murgia. Roby, noi intanto ci vedremo domani, perché non è che si scappa, domani, appunto, come diceva prima ci vediamo nei commenti, alla Unipol Domus. Esatto. Domani ci e vediamo poi alla la puntata Unipol sulla Domus nel vigilia. primo pomeriggio, e poi la vigilia, esatto, come sempre di Cagliari Como, perché insomma il Cagliari di Ranieri sarà la prima, appunto, di Ranieri dopo 31 anni sulla panchina del Cagliari, per cui non vediamo l'ora di vivere queste emozioni e soprattutto di raccontarle e di viverle insieme a voi che come sempre ci seguite. Quindi grazie a tutta la rete, insomma, che abbiamo creato, quindi 131, Teleregione, Radio Calaritana, Directa Sport e UTG. Appuntamento a domani sera, grazie a tutti, buona serata, sigla. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com.